Dalla Presidente del Senato uscente Maria Elisabetta Alberti Casellati, berlusconiana della Primora rieletta in Basilicata, alla padovana d'adozione Elisabetta Belloni, direttrice del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, i servizi segreti italiani, parlando di quote rosa. Da senatore riconfermato, padovano di Madre Veneta Adolfo Urso, attuale presidente del Copasir, al salviniano di ferro Massimo Bitonci, confermato a Montecitorio per la Lega in campo maschile. È già 8 ministri con la Presidente del Consiglio in pectore, Giorgia Meloni, al lavoro sugli impegni del futuro governo appena chiuse le urne. Una lunga esperienza nelle istituzioni per la Casellati, più volte sottosegretario, membro laico del CSM, prima donna Presidente del Senato. Una lunga esperienza da funzionario dello Stato per Elisabetta Belloni, grande a conoscenza della produrre macchina di più, amministrativa a anche per crescere e a Adolfo sviluppare Urso, occupazione. vice ministro alle In questo attività caso è produttive e al importante commercio ovviamente la estero, in tutela delle corsa linee per vita il e delle Viminale. Ma tra i settori. veneti restano alte le quote di Carlo Nordio, il Ancora magistrato più della trevigiano del separazione processo delle Mose, a cui carriere, del potrebbe andare il CSM, Dicastero eccetera, della e l'impatto Giustizia. che sull'economia può